fine il libro, su un capitolo su 10, parla della vicenda giudiziaria, cioè un libro che parla proprio di cosa significa fare il sindaco, delle difficoltà, dei coinvolgimenti emotivi, si citano episodi che ti segnano per la vita, tragedie o momenti belli, dipende dai momenti, dalle situazioni, però di fondo la mia vicenda riguarda tutti gli oltre 8.000 sindaci d'Italia, tutti gli assessori, consiglieri, tutti coloro che dedicano parte del loro tempo, delle loro energie, a volte della loro salute, per cercare di fare il meglio per la propria comunità. A volte si fa bene, a volte si fa male, a volte si piace, a volte non si piace, questo fa parte del gioco, però onestamente tutto si può dire tranne che gli amministratori locali, che ormai sono l'ultimo anello della catena che lega cittadini e istituzioni a non essersi spezzato, perché ormai la politica la vediamo così lontana, così proprio distaccata dalle questioni della gente. Gli amministratori locali comunque, che vogliano o non vogliano, sono sul territorio, li trovi in comune, se non li trovi in comune li trovi a mangiare la pizza, per il caffè, all'edicola, e sono un po' il parafulmine di tanti malcontenti, soprattutto in momenti difficili o più complessi come questo. Io vorrei capire, e questo poi stabilirà appunto il processo, perché io poi non sono qua a dire che sono innocente, io sono qua a dirvi i fatti non sono in contestazione, cioè l'email c'è, il messaggino non c'è, cioè quello che c'è, io l'ho confermato, l'ho scritto nel libro, è l'interpretazione degli stessi che cambia, però se noi non possiamo più incidere in nessuna maniera sulla macchina amministrativa, non possiamo più cercare di concretizzare le nostre idee, ma siamo in balia dei funzionari che, ripeto, a volte sono bravi collaborativi, altre meno, qui si apre veramente un grosso punto di domanda sull'utilità di mantenere in vita questo ultimo anello della catena. Io sono convinto che quello che ho fatto facesse parte delle prerogative del sindaco. Prenderei la stessa indennità se andassi in comune un'ora a settimana, lo faccio a tempo pieno, la mattina e la sera. Per il comune ho dovuto annullare il viaggio di nozze, quanti sacrifici, quanti stress, quante notti insonne, quanti pensieri. Quel poco di indennità, che ovviamente qualcuno ci si arricchisce, basta una causa e l'acconto, neanche averla finita per essere sotto con tutto. Almeno cerchiamo però di arrivare a una conclusione di questa vicenda e capire cosa possiamo e cosa non possiamo fare. Insomma, io la coscienza ce l'ho a posto, però ecco, francamente in questa situazione vedo che tanti colleghi che mi testimoniano solidarietà mi dicono, qualcuno anche al microfono, qualcuno dietro le quinte, guarda che quello che è successo a te poteva capitare a me, perché se mi avessi intercettato io col vigile magari sono ancora peggio. Un bando ho dovuto praticamente sistemare io perché il funzionario non era capace, soprattutto nei comuni piccoli. Anche a me piacerebbe avere funzionari che tu dici fai e fanno tutto bene, ma magari lavorerei un terzo, che mi devo impegnare per anche colmare lacune o comunque cercare di portare un contributo, quantomeno alla riflessione. Poi l'ultima parola spetta ai funzionari, questo è fuori discussione, ma insomma, se non si può dire un suggerimento per risparmiare dei soldi del comune,